Si sta concludendo in queste ore la 22esima giornata nazionale della colletta alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Diversi supermercati coinvolti anche nel Veneto e nella Marca. Raccolta possibile grazie a un piccolo esercito di volontari, con gli alpini in prima linea ed altre associazioni del territorio. Qui ad esempio siamo a San Biagio di Callalta. I volontari distribuiscono le borse gialle dove i clienti del supermercato possono mettere i generi alimentari. All'uscita vengono suddivisi e riposti in questi scatoloni, che finiranno in uno dei 22 banchi alimentari nazionali. Verona, quello di riferimento per il Veneto, per dare un aiuto ad oltre 1,5 milioni di persone bisognose attraverso 8.000 strutture caritative. Per il momento molto bene, c'è tanta affluenza qua al supermercato, siamo molto felici, molto contenti, speriamo che tutto il giorno sia così. Di solito ne porto, gli altri anni spendevo anche 25 euro, quest'anno ho preso pasta, olio e un panettone. Che è giusto aiutare i poveri, ho preso una bottiglia di olio, dopo 2 litri di latte e 1 chilo di zucchero. Portano fuori tanta roba per bambini, omogenizzati, olio che non ha scadenza, pasta abbastanza, tonno, carne in scatola, quindi hanno delle scadenze molto lunghe e quindi possono essere distribuite con più tranquillità.